È stato freddato con 3 o 4 colpi di pistola calibro 7,65 a distanza ravvicinata nel giorno di Pasquetta. Parliamo del 61enne imprenditore licatese Angelo Carità. L'uomo è stato trovato morto all'interno della sua vecchia Fiat Uno di colore verde. A trovarlo senza vita all'interno dell'abitacolo dell'auto la moglie che, non vedendolo rientrare per il pranzo, si è recata nel loro appezzamento di terreno nei pressi di Via Palma. Inutili soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sanitari che invece hanno soccorso la moglie della vittima, che dopo aver visto il marito esanime era stata colta da malore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo del comando provinciale che hanno avviato le indagini. Sentiti già i parenti e conoscenti di Carità, audizioni che sono servite per ricostruire gli ultimi spostamenti e periodi di vita del 61enne. Nella zona di Via Palma, che immette nella stradina interpoderale dove è avvenuto il delitto, non vi sarebbero telecamere. Servirà dunque più tempo agli investigatori per acquisire elementi che possano indirizzarli sulla giusta strada. La cosa che sembra essere scontata è che il killer conoscesse gli spostamenti dell'uomo e che gli abbia teso un autentico agguato, sparandogli alla testa e alle spalle. La Procura di Agrigento ha già aperto un fascicolo d'inchiesta, titolare la dottoressa Simona Faga, nelle prossime ore l'autopsia sul corpo del licatese. Ricordiamo che Angelo Carità venne arrestato per l'omicidio di Giovanni Brunetto, trovato sotterrato in un appezzamento di terreno di Canicattì. Di Brunetto non si ebbero più notizie dal 7 maggio del 2013 e venne ritrovato morto 5 mesi dopo, ovvero il 29 ottobre dello stesso anno. Carità venne condannato dalla Corte d'Assise di Agrigento all'ergastolo, ma poi scarcerato per decorrenza dei termini.